Bluegun GMG, Bluebell Call, Birbadal, Brandon Briscoe del Nord, Bacaudi Casei in prima fila, BB King, Balsamo Leone, British Mattei, Blackfire Horse, Barney Lenny, Bruno Ska e Bowie. Numero Tanto in 5, vantaggio Biscuit ci del va Nord, Birbadal, squalificato. mentre ha sbagliato Biscuit del Nord, che era anche il più appoggiato. E in seconda posizione c'è Bluebell Call, mentre all'esterno rimane Bacaudi Casei. Se ne vanno i primi 200 metri in 14,8. Terza posizione lungo la corda per BB King. Poi gli altri a seguire. Intanto continua a guidare Birbadal, buona andatura, completa in 29,9 i 400 iniziali e affronta la piegata, avendo sempre in schiena Bluebell Call, quindi Bluegun GMG, quarta posizione alla corda per BB King. Si è formato anche il treno di cavalli all'esterno, condotto da Bacaudi Casei e seguito poi da Balsamo Leone, quindi Blackfire Horse, ancora Barney Lenny. Questi le prime 4 pariglie, quando siamo al completamento del mezzo miglio, 31,2 del secondo quarto, e siamo ora al chilometro che Birbadal completa in 1,16,9. La terza ruota a questo punto di Balsamo Leone, che viene via con decisione. Prova a seguirlo anche Barney Lenny. Siamo intanto a poco più di 400 dalla conclusione. Barney Lenny anticipato però da Blackfire Horse, intanto tende ad avvantaggiarsi Balsamo Leone su Birbadal, viene decisa anche British Matley, poi Barney Lenny in mezzo alla pista, ancora all'interno invece BB King, retta d'arrivo con cavalli a ventaglio. Bel finale di Blackfire Horse a centropista. Blackfire Horse nel finale prende il sopravvento e viene a vincere, mentre per il secondo posto è ancora il numero 8 Balsamo Leone, che tiene a bada il tentativo di Barney Lenny. 1,16,2 ragguaglio conclusivo e raddoppio di VP dell'Annunziata, che con Blackfire Horse viene a vincere di spunto, scattando sulla curva opposta all'arrivo ai 500 finali, seguendo la relazione Balsamo Leone e anticipando Barney Lenny. Sono poi questi tre che si giocano l'arrivo, con Blackfire Horse che vince. Il secondo posto per Balsamo Leone davanti a Barney Lenny. Successo quindi raddoppio per VP dell'Annunziata, questa volta per conto di Franco Baldini e del signor Mirko Baldini. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento con le corse per domenica prossima, 4 dicembre.